Al telefono con noi Angela Boscarato, italiana, tagliolese, veneta che abita a Londra e naturalmente la domanda di rito. Ciao Angela, come va? Ciao, ciao, ciao a tutti, bene, grazie, spero anche voi. Sì, fuori onda ci avevamo detto appunto che la provincia di Rovigo fortunatamente è una tra le province meno colpite dal coronavirus addirittura in Italia. E tu adesso dove sei? Sono a Londra, a casa. Ecco, com'è la situazione a Londra? Avete le stesse restrizioni nostre? Avete gli stessi obblighi? Sì, diciamo di sì, dal 23 di marzo ufficialmente la Gran Bretagna è entrata in lockdown, quindi tutti a casa, possiamo uscire soltanto per acquistare generi di prima necessità, la spesa, le medicine, possiamo uscire per aiutare gli anziani o se ci sono persone vulnerabili vicino a noi, possiamo uscire per dell'esercizio fisico massimo una volta al giorno e per lavoro solo se non può essere svolto da casa. Ecco, come hanno recepito secondo te i londinesi o gli abitanti degli UK il fatto che all'inizio si parlava di immunità di gregge, di lasciare tutto che andasse come doveva andare e poi dopo invece avete fatto le stesse restrizioni e gli stessi protocolli di noi italiani? Leggendo e sentendo le persone, credo che ci fossero due correnti di pensiero. Io personalmente penso che non è che si fosse sottovalutata la situazione, ma c'è stato bisogno di un po' di tempo tecnico per organizzare la ristrutturazione e soprattutto una città grande come Londra. Hanno cercato semplicemente di non mandare in panico nessuno e di dare istruzioni più chiare non appena il governo aveva chiara la situazione di quello che voleva mettere in atto. Però la gente ha cominciato a isolarsi molto prima che del 23, soprattutto noi stranieri, italiani, spagnoli, tutte le persone che stavano seguendo nel loro paese cosa stava succedendo, tanti hanno cominciato ad isolarsi molto prima che il governo desse istruzioni. Ecco, come presidi come siete messi? Nel senso, mancano anche a voi, Come? come presidi come siete messi? Mancano anche a Ma voi mascherine? No, per il momento niente. Adesso ho visto, oggi sono uscita un attimo per fare la spesa, ho visto che nei supermercati hanno le mascherine e i guanti, hanno messo anche una sorta di finestra a vetro di fronte alle casse in modo che il personale sia un po' più protetto. Ho una sorella che lavora in ospedale che fa l'ostetrica e dice che purtroppo sono molto disorganizzati, ancora non hanno niente fondamentalmente. Molto tristemente, però sì, ci sta sorprendendo la sanità inglese. Sì, a proposito di sanità inglese, c'è una percentuale di abitanti che non hanno assicurazioni, visto che voi avete fondamentalmente come gli americani una sanità privata? No, 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 noi abbiamo l'NHS che è l'ente sanitario della Gran Bretagna, è quasi tutto come in Italia più o meno. Tutto ci è garantito, tutti i cittadini dal primo all'ultimo, non c'è bisogno, le assicurazioni sono supplementari, chi le vuole, ma tutti abbiamo diritto al servizio medico. Sì, anche chi non è assicurato. Anche chi non è assicurato, cioè, sono rari quelli che si assicurano, ecco, per cose extra, ma nessuno è assicurato qua. Ecco, e mi dicevi che i negozi sono aperti solo quelli di genere alimentare, tutti gli altri sono chiusi. Sono chiusi, sì, sono chiusi solo i negozi di prima necessità, supermercati, farmacie, ristoranti, pub, cinema, negozi di abbigliamento sono tutti chiusi. Ecco, il lockdown c'è una scadenza, hanno messo una scadenza o anche voi è aperta, nel senso che noi doveva finire il 3 No, di aprile? è aperta e adesso ogni giorno nel tardo pomeriggio, verso le 5:30, 6, il governo in diretta dà le istruzioni giorno per giorno, dicono sentiamoci giorno per giorno e danno istruzioni, ma non c'è una scadenza, no, assolutamente no. Ecco, una domanda anche di gossip, la
La famiglia reale è nelle preoccupazioni dei londinesi o degli inglesi o no? Ma non lo so, la regina pare sia scappata nel castello di Windsor, quindi scappata da Londra, che è la città che è più colpita. Il principe Philip, apparentemente in Italia mi hanno chiesto se sia morto, qui non ne parlano. Infatti si parla qua. Da noi si parla che è ibernato. Quindi no, non sappiamo niente, non hanno ancora. Si dice che la regina debba fare un discorso a breve alla nazione, però ancora stiamo aspettando. Perfetto, Angela, ti ringraziamo, grazie anche della disponibilità. Naturalmente saluta le tue bambine. Quante bambine hai? Due? Due Bambine. sì. Saluta le tue bambine e dal Veneto, dal Polesine, dal Taglio di Poti salutiamo e ti ringraziamo. Grazie a voi.